Tutti mi chiedono di imparare a cantare correttamente, usando bene la tecnica, per diventare dei bravi cantanti. Innanzitutto bisogna considerare l'età e gli obiettivi. L'età, perché se siamo davanti a ragazzi in età adolescenziale, la voce sta cambiando e bisogna quindi adottare delle attenzioni particolari e delle accortezze nello studio e nella pratica in modo da consentire il cambiamento senza danneggiare le corde vocali. Per quanto riguarda gli obiettivi, e per obiettivi intendo stile, genere musicale, cantare come voce solista, come back vocals, in produzioni discografiche, in live, in un coro e così via. Conoscere gli obiettivi fin dall'inizio è importantissimo perché il coach in questo modo riesce a costruire un programma a breve e lungo termine mirato in modo da avere uno sviluppo vocale nel più breve tempo possibile. Un consiglio che posso dare a chi inizia a cantare è quello di testare la voce per capirne la tendenza e capirne l'estensione. In questo modo si possono selezionare degli esercizi adeguati alla tendenza della voce per farla migliorare e un repertorio che consenta di mettere in pratica gli argomenti svolti. La voce è una delle cose più belle che abbiamo perché ci permette di esprimere i nostri sentimenti e le nostre emozioni. È irripetibile, è unica ed è in continuo cambiamento come il nostro corpo. Non si finisce mai di conoscerla e di imparare a conoscerla. Richard Strauss diceva: la voce umana è il più bello strumento che esista, ma è anche il più difficile da suonare.